Sì, 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 abbiamo una, c'è una filiera di lavoro, sì,
Venite fedeli, l'angelo ci invita, venite, venite a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore. Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Sono Don Gianni, vengo dal Beazzi di Udine. Il parroco ha chiesto ci sarà qualcuno che può salire e ci siamo organizzati. Sono contento di essere qui con voi a celebrare questa festa dell'Epifania. Il Natale, sappiamo, ha la sua grossa importanza, ma se non ci fosse stata l'Epifania, sicuramente anche il Natale ne avrebbe sofferto, perché oggi noi capiamo qual è il significato del Natale. Il Natale è la presenza di Gesù su questa terra, ma per tutti, e non solo per Betlemme. E la visita dei Magi che oggi ricordiamo ci fa pensare proprio a questo. Gesù è venuto per l'umanità, è venuto anche qui a incontrare, a farsi presente nella vita di ciascuno. Auguriamoci che possa entrare anche nella nostra vita, anzi è già entrato, ma confidiamo che questa sua presenza animi il nostro cuore, la nostra vita, i nostri impegni, le nostre testimonianze. Ecco, mettiamo insieme sull'altare tutte le preghiere che abbiamo a cuore, le persone che hanno bisogno, per chi ha dei progetti importanti. Ricordiamo la Santa Infanzia, oggi anche una giornata dedicata ai più piccoli, perché
godano di questo beneficio. E tutto quello che ritenete importante perché il mondo, l'umanità risponda con gratitudine e con impegno alla missione di far crescere l'amore e far crescere la pace. Allora chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati, disponiamoci a vivere con grazia questo momento. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo Figlio unigenito, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna.
e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. E le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Il re essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. È parola del Signore. Se ricordate, la notte di Natale
accanto a Gesù, Giuseppe e Maria ovviamente, i protagonisti quella sera, quella notte, risultarono essere i pastori. Gli angeli chiamano i pastori a recarsi presso la grotta e vennero per adorare il bambino. Oggi invece, nell'Epifania, i protagonisti sono i magi e anch'essi, dopo un lungo viaggio, giungono lì presso la grotta per adorare. I terzi protagonisti siamo noi, chiamati anche noi attraverso un viaggio, che è la nostra vita, ad incontrare il Signore e recarci anche noi ad adorare. Ecco, penso sia questa la parola che deve animarci in questa giornata, anche se poi si prolunga per tutta la vita. Il nostro compito qual è? È quello di adorare. Allora, se i pastori erano considerati gli ultimi nelle categorie, presso la società ebraica i pastori erano gli ultimi e valevano poco, addirittura non potevano entrare nel Tempio perché ritenuti impuri, eppure i primi che si recano da Gesù sono proprio loro, gli ultimi. Oggi invece sono i più lontani, questi personaggi che arrivano da lontano, dall'Oriente, dopo un lungo viaggio giungono a Betlemme e anch'essi vengono ad adorare. Ecco, mi pare che il Vangelo, sottolineando questo aspetto, ci stia chiedendo, e tu, io, noi, sappiamo adorare il Signore? È dentro il nostro stile di vita, la nostra sensibilità adorare il Signore? Altrimenti il nostro Natale, il nostro viaggio quotidiano non finirà, non troverà l'esito, il significato, il senso della nostra vita. Sembra che la nostra vita è attenta proprio questo aspetto di adorare. Ma chi sono questi personaggi? Ovvio che sono un modello, il Vangelo ce li propone appunto come coloro a cui identificarsi in un certo senso. Innanzitutto il Vangelo non dice che sono dei re, alcuni magi, appunto, che poi siano persone che abbiano una certa cultura, la cultura dell'epoca, che si rifaceva tantissimo agli astri, alle stelle, scrutavano i cieli perché pensavano, qualcuno lo pensa anche oggi, che studiando gli astri si possono capire anche gli eventi della nostra vita. Forte cultura, no, all'epoca. E questi scoprono che c'è una stella che si attendeva e che aveva un significato molto importante, annunciava la nascita di un personaggio di valore e si mettono alla ricerca. Ecco, sappiamo che questo esempio aiuta noi a ricordare che la nostra vita è un viaggio. Abbiamo iniziato il nuovo anno, ci auguriamo che sia ricco di tante cose buone, ma sappiamo che ci saranno anche delle fatiche, perché l'esperienza ormai l'abbiamo già acquisita tutti. Eppure ecco, confidiamo con la nostra buona volontà, con la benedizione di Dio, ecco anche mi piace pensare al segno dell'acqua, che tra poco benediremo, a significare noi preghiamo, chiediamo che la presenza di Dio ci aiuti a riempire, a realizzare la nostra vita nel modo più bello, più significativo e confidiamo dunque nella sua benedizione, nella sua protezione. Allora in questo cammino siamo chiamati a seguire la stella. Sappiamo che la stella è il segno, il simbolo della fede, affidarci alla fede, condurre la nostra vita sui sentieri della fede. Noi possiamo confidare di avere una guida sicura
che non perderemo l'orientamento della nostra esistenza, che la fede ci porterà al cuore della nostra vita, che è poi il cuore di Dio, l'incontro con il Signore. Ecco, allora, sono tutti esempi che ci vengono proposti. Immagino che un bambino ascolti volentieri questo racconto, perché apre alla fantasia, suscita pensieri vivi, pensieri simpatici, se vogliamo, no? Il viaggio, l'avventura, il rifiuto da parte di Erode, e poi può essere accolto da chiunque. Ecco la grande sorpresa. La venuta di Gesù ha sorpreso tutti. Primo il re Erode, gli scribi, i sapienti dell'epoca, che immaginavano Dio come qualcuno potente, che sicuramente avrebbe scalzato il re Erode, ecco il suo timore. Eliminiamo questo re che arriva perché io possa conservare il mio potere, la mia posizione. Invece i magi ci ricordano ancora che Dio interviene nella vita attraverso quei segni semplici, umili, e di qui poi, se vogliamo, la nostra vita è capace di esprimersi attraverso quella disponibilità semplice, cordiale, che cerca il bene dell'altro, che promuove la fraternità, che è la parola forte del Vangelo. Ecco, io credo che da questo brano potremmo raccontarci tantissime cose, perché suscita veramente il desiderio di rendere ricca la nostra vita. E sappiamo che l'esito di questa ricchezza passa attraverso quel gesto che i magi ci hanno raccontato. Siamo venuti qui per adorare. Ecco, sembra che la nostra vita dipenda da questa capacità. Se sappiamo adorare innanzitutto il Signore, ma poi il Signore ci dice non basta adorare solo me, ma adorare vuol dire impegnarsi nella vita, significa creare comunione, significa perdonare, significa impegnarsi per costruire attraverso l'amicizia, attraverso la semplicità, quella vitalità che tante volte scopriamo inesistente. Mi fa molto riflettere che in questi tempi ci sono degli studi, delle ricerche che affermano come c'è tanta tristezza, c'è tanta delusione, e questo non ci fa bene e non ci porta ad adorare. Ecco, volevo terminare dicendo che allora cosa significa adorare? Facciamo in fretta a dire siamo venuti ad adorare. Ecco, pensiamo adorare e pensiamo all'adorazione, vuol dire venire qui in chiesa, fermarsi in silenzio, entrare in sintonia con lo Spirito che ci aiuta a conoscere la presenza del Signore, anche questo sicuramente. Però ecco, c'è una sottolineatura molto bella. Adorare è una parola che deriva da un'espressione latina che significa portare alla bocca, e cioè baciare. Il gesto compiuto dai magi è dunque un segno di affetto a cui tutti i discepoli sono chiamati. Il Papa Francesco ha usato questa espressione. Che cosa vuol dire adorare Dio? Significa imparare a stare con Lui, a fermarci, a dialogare con Lui, sentendo la Sua presenza, che è la più vera, la più buona, la più importante di tutte. Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere. Adorare il Signore vuol dire affermare, credere, non semplicemente a parole, che Lui è la guida della nostra vita,
Adorare il Signore vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra storia. Ecco, allora mi piace pensare a questi magi che hanno lasciato la loro casa, le loro sicurezze, si sono messi in cammino con la bellezza che il cammino comporta e hanno trovato la loro ricchezza, tanto che hanno offerto oro, incenso e mirra. Ecco, l'augurio che ci facciamo qual è? Che anche noi, come i magi, ci mettiamo in cammino, tutta la nostra vita è un cammino, è una ricerca. A me piacerebbe dire, ho già incontrato il Signore, sì, l'ho incontrato tante volte, ma ancora non basta, perché il cuore di Dio è infinito e non basta una vita per poterlo abbracciare tutto. Piano piano, con tanta fiducia, con una bella stella che illumina la nostra vita. E con questa sicurezza noi allora potremo dire stare con il Signore, adorarlo è ciò che ci dà veramente gioia, proprio così come hanno sentito i magi, provarono una grande gioia. Che questa gioia possa veramente sostenere il nostro impegno, la nostra volontà di vivere e stare con il Signore. Diciamo la nostra fede: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, sei glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con i magi offriamo anche noi i nostri doni a Gesù, attraverso la nostra intercessione per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo insieme e diciamo: rivelaci la tua luce, Signore. Rivelaci la tua luce, Signore. Per la Chiesa, per la sua unità, possa camminare nella pace per manifestare al mondo il disegno di comunione che Dio vuole per tutti i popoli. Preghiamo. Rivelaci la tua luce, Signore. Per quanti governano le nazioni, non siano come Erode, prigionieri di false paure, ma si aprano alle novità dello Spirito, che segnano il nostro tempo. Preghiamo. Rivelaci la tua luce, Signore. Per i ricercatori di verità e di giustizia possano ricevere dall'annuncio del Vangelo la luce che rischiara i loro passi nel cammino della vita. Preghiamo. Rivelaci la tua luce, Signore. Per i bambini che in ogni parte del mondo attendono il pane della parola e il pane che nutre il corpo, possano essere saziati e crescere in età e in sapienza. Preghiamo. Rivelaci la tua luce, Signore. Per noi che celebriamo nella gioia la manifestazione del Signore,
Quanto viviamo in questa celebrazione apra i nostri occhi a riconoscerlo nell'ordinarietà della vita e nei fratelli che incontriamo, preghiamo. Rivelaci la tua luce, Signore. Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu compi per noi le tue promesse. Ascolta la nostra preghiera ed esaudiscila, rendendoci testimoni della tua luce. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita divina è segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni volontà. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani a lode e gloria del suo nome e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è significato, immolato e ricevuto. Gesù Cristo, Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta ed è nostro dovere, è fonte di salvezza, dire grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale e ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato alla nostra natura umana. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Affidiamo al Signore tutti i nostri cari. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, e gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria e la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, la stella che il Signore mette davanti alla nostra vita, con gratitudine preghiamo il Signore così come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Pace a tutti. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Morendo e dato vita al mondo per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberaci dal colpo del male. Fa chi sia sempre fedele a tua legge, non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Amen.
luogo, templiamo con purezza di fede e gustiamo con fervore benediciamo quest'acqua che è qui presente, con questa formula, e ci uniamo alla Chiesa, la nostra Chiesa qui, che ricorda questo grande gesto che nasce dalle origini, no, della comunità cristiana qui in queste terre. Pensiamo al nostro battesimo, che ricorderemo anche domenica prossima, e facciamo in modo che quest'acqua che ha fecondato, che feconda la nostra vita, sia anche sostegno per il nostro impegno, la nostra testimonianza, il nostro desiderio di rendere luminoso questo tempo e questa storia. Allora chiediamo al Signore, tu sii benedetto, Signore Dio Onnipotente, che in Cristo, acqua viva della nostra salvezza, ci hai colmato l'edizione e hai fatto di noi una creatura nuova. Fa che mediante l'aspersione e il devoto uso di quest'acqua richiamiamo la realtà del battesimo, perché purificati e fortificati con la grazia del tuo Spirito recuperiamo la giovinezza interiore e camminiamo sempre in novità di vita. Per Cristo nostro Signore. Dio Onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua, Padre, Figlio e Spirito Santo, e fa che tutti i rinati nel battesimo siano annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e l'adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Allora possiamo portare a casa con noi questo segno così semplice ma così decisivo un po' del nostro impegno. Ci affidiamo al Signore, andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio e concludiamo con il canto della stella che abbiamo sentito illuminare il cammino dei Magi. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni una nota al freddo al cielo, e vieni una nota al freddo al cielo. O bambino, Dio divino, io ti vedo qui a tremar. O Dio beato, ai quanto ti costò l'avermi amato. A quanto ti costò l'avermi amato. Grazie ancora a tutti voi, buona festa e buona ripresa, visto che dobbiamo tornare dalle vacanze. Grazie, grazie.
1855. Teresa Dus, una giovinetta di Porzus, tornava come al solito a casa con la sua mucca. Teresa pensava che la sua mucca non fosse abbastanza sazia e decise di prendere la gerla ed il falcetto per tagliare un po' d'erba. Mentre era sul prato, situato fuori del paese, udì una voce che le chiedeva che cosa facesse lì. Vide una signora e le rispose che stava tagliando un po' d'erba per la mucca. La signora le fece notare che quel giorno era festivo e che Dio ha proibito di lavorare nei giorni di festa, pertanto era un peccato. Poi le chiese il falcetto e l'aiutò. La esortò poi di raccomandare alla popolazione di pregare e di fare una processione partendo da Atinis e Forame verso la chiesa di Porzus. Teresa Dus aggiunse di raccomandare a tutti di non lavorare, di non profanare le feste in nessun modo e che si smetta di bestemmiare, perché il suo buon Gesù con il Padre Eterno è molto sdegnato di prendere la gerla ed il falcetto. Le disse che la sua preghiera ha molto valore di fronte all'immensa misericordia di Dio ed è per questo che il mondo continuava a resistere. Se un buon cristiano pregherà e si accorderà con lei, aggiunse, la sua misericordia non avrà termine, ma aumenterà sempre di più. Teresa le domandò chi fosse e la signora le rispose che per ora non aveva tempo di spiegarglielo, perché aveva ancora figli e figlie a casa, ma sarebbe tornata ancora entro breve tempo. Poi ritornò a raccomandarle di correre a casa gridando che non lavorino più la festa, altrimenti grandi malattie e il colera sarebbero ritornate se avessero continuato a comportarsi in quel modo. Ammonì che il male causerà persino la malattia delle mele, dell'uva, delle patate e di qualsiasi frutto. Ribadì inoltre di non bestemmiare perché è un gravissimo peccato che offende molto Dio. Teresa cominciò a recarsi verso casa mentre la signora si diresse dalla parte opposta. Dopo 10 metri la piccola Teresa si voltò indietro e che la signora sarebbe tornata presto, ma non sapeva dove. Molti però non credevano. Intanto la popolazione usava andare in chiesa a dire il rosario. Il 27 settembre, durante la recita del rosario serale, era presente anche la piccola Teresa. D'un tratto le appare la celeste signora che la invitava a salire verso il coro. Salì. Quando giunse, la Madonna prese la mano di Teresa, la quale vedeva tutta la chiesa illuminata come a giorno. Ancora rimasta un po' incredula e voleva un segno. 3 giorni dopo, il 30 settembre, durante la recita del rosario, Teresa vide per la 3ª volta la Vergine Maria che le faceva cenno di salire sulla parte sinistra del coro. Le persone presenti la incitarono a salire e a farsi rilasciare un segno. Quando Teresa si trovò dietro all'altare, la celeste signora le impresse una croce bianca sulla mano destra. Uscita dalla chiesa, si diresse verso il borgo mentre la gente la seguiva e chiedeva dove fosse la Vergine. Ella rispondeva che era proprio lì, accanto a lei, e che poteva toccare le sue vesti. Ma la popolazione che stava pregando non la vedeva. Il padre, venuto a conoscenza dei fatti, vedendola, la chiamò. La Madonna, a pochi metri da casa sua, le raccomandò per la 3ª volta di dire a tutti che non bestemmiassero e che santificassero le feste non lavorando. Poi scomparve alla sua vista. Tutti, dopo quell'apparizione, poterono vedere la croce sulla mano e si misero a pregare e ringraziare la Madonna per quei fatti. In seguito, dopo una breve permanenza a Cividale del Friuli, nel 1856 la piccola Teresa fu accolta nell'Istituto delle Relite da poco fondato da padre Luigi Scrosoppi. Vi rimase per 4 anni. Poi uscì e tornò a Cividale nella casa del parroco Don Pietro Bernardis e continuò per 4 anni ad essere seguita dalla sua maestra. Desiderava farsi religiosa, ma era in difficoltà
perché non sapeva né leggere né scrivere. Probabilmente durante un pellegrinaggio a Castelmonte le apparve di nuovo la celeste signora, che le disse: va pure in convento, e quando dovrai recitare l'ufficio lo saprai come le altre suore. E così fu. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della Congregazione delle Suore della Provvidenza. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Osanna Maria. Fu mandata per un certo tempo a Cormons, a Orzano e ad Udine. Essendo malaticcia, era di sorveglianza alle fanciulle durante la ricreazione. Per ordine di padre Luigi aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità, e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. Suor Osanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine, nell'infermeria delle suore. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870. Tutta la popolazione locale di Porzus conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso. La gente osservò che per vari anni nel prato della prima apparizione c'era uno spiazzo sempre fiorito. Nel 1855, con l'aiuto e il sacrificio di tutti, sorse una piccola e graziosa cappella che divenne punto di riferimento e di preghiera per tutta la popolazione. Monsignor Loris Capovilla, già segretario di Papa Giovanni XXIII, il 3 settembre del 1996 presiedette una solenne concelebrazione davanti alla chiesetta di Porzus. Tutti i fedeli presenti hanno notato che una sorta di arcobaleno nitidissimo ha cerchiato il sole per tutta la durata della messa. Monsignor Vito Ferini, parroco di Artemis Porzus, venne a trovarmi la prima volta 3 anni fa. Io non sapevo nulla di questa apparizione, di questa storia o leggenda così bella e così edificante. Ma questo sacerdote così degno e così bravo e così pio me ne parlò con tale fervore che io rimasi preso subito e convinto che bisognava muoversi, che bisognava cogliere questa opportunità di un segno celeste, anche se lontano per noi nel tempo, perché risale all'8 settembre 1855. Poi mi fece leggere alcuni libri, alcuni pieghevoli, molto opportuni, fatti molto bene, ben documentati, con la collaborazione del bravo sacerdote triestino Don Carlo Gamberoni. E io, sapendo che anche il vescovo di Udine, l'arcivescovo Monsignor Battisti, era favorevole a che si studiasse questo fatto e questo evento e si venerasse la Madonna lassù a Porzus, accettai di recarmi il 1 settembre di 3 anni or sono, andai lassù e ne rimasi tutto preso. Non indagai più approfondamente, non emisi un mio giudizio personale, soltanto mi rifeci a quelle che sono le mie convinzioni, la mia fede, la mia devozione, avendo sempre presente quello che ho vissuto nella mia vita accanto a Papa Giovanni. Dio parla agli umili e parla ai piccoli. E una delle espressioni più belle del Vangelo è proprio questa, quando Gesù loda nei suoi giovani discepoli, gli apostoli, non tanto la sapienza che non avevano
o le esperienze della vita che non possedevano. Loda la loro semplicità, loda la loro devozione, loda la loro prontezza a fare la volontà del Signore. Anzi, una delle poche volte che Gesù ha esultato nella sua vita, come egli stesso ha detto, è stato questo quando ha parlato ai suoi discepoli nella luce della semplicità: ti benedico Padre, Dio del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai grandi, ai potenti, e le hai rivelate ai bambini. Quando mi soffermai sul piccolo messaggio che la bambina, allora di 10 anni, Teresa Dus, riferì al suo parroco, alla sua mamma, alla gente del paese, alle sue compagne anche di giochi, io rimasi stupito, perché questa bambina ha detto le cose più semplici di questo mondo, anzi da dire che ci sembrerebbero quasi banali, perché sono le cose ordinarie della catechesi di un bravo parroco, con i bambini o con gli adulti. Dice, sai, la Madonna ha raccomandato che non si bestemmi. Io ho tradotto subito che si benedica il nome del Signore. Ha raccomandato di non profanare la festa, di santificare la festa, è quello su cui ci dibattiamo anche i nostri giorni. Terzo, di ricordare le vigilie e i digiuni, cioè una preparazione penitenziale alla celebrazione dei grandi misteri della vita di Gesù e della vita della Madonna. E mi sono detto, sì, sono cose semplici, sono cose elementari, ma che di più opportuno nel nostro tempo così travagliato e difficile, tempo di orrende bestemmie contro Dio, non sempre con le parole, ma con gli atti, con l'odio, con la violenza. Quale invito più opportuno di questo, di santificare il nome del Signore, che è alla base del culto, è alla base della nostra fede, della nostra vita cristiana. Poi, il giorno del Signore, Lui se l'è riservato, noi l'abbiamo tutti, nessuno eccettuato, un po' profanato, perché non ci immergiamo nella contemplazione, nel silenzio, nell'onore reso a Dio, ma profaniamo il giorno del Signore e sprechiamo quel tempo sacro. E poi, a dire la verità, dobbiamo tutti ritornare su noi stessi, perché in questo nostro tempo mangiamo troppo, sprechiamo troppo, ce ne va anche della salute corporale. Il richiamo della bambina, sì, è semplice, ma è opportuno, è necessario. Fate anche i giorni di penitenza, preparatevi convenientemente con il digiuno a celebrare i divini misteri. Così ne ho parlato, così ho contemplato le bellezze della natura di lassù, da Porcius, così ho pregato i misteri del Rosario, tutti i 15, insieme con quella brava e buona gente, e mi sono detto, qui c'è il dito di Dio. Poi, se in prosieguo di tempo, dopo aver approfondito ancora gli studi, anche approfondito la conoscenza e la tradizione del luogo, noi potremo prostrarci tutti insieme e dire: benedetta Madonna di Sesule, Madonna del Falcetto, che hai fermato la mano attraverso la forza della madre tua, hai fermato la mano di una bambina che tagliava l'erba. Signore, tu che ti sei rivelato in questo modo, ancora intervieni, perché impariamo dalle vie dei piccoli a percorrere la via della salvezza. Mi sembra che il messaggio che ci viene di lassù sia anche opportuno in riferimento a questo anno che il Papa ha chiamato anno giubilare, che chiamiamo anno santo, del 2000, ingresso nel nuovo secolo, chissà, col nome del Signore sulle labbra, con a proposito nostro di santificare il giorno e i giorni del Signore e di anche prepararci a penetrare nei misteri che ci sono stati rivelati con un po' di disciplina corporale, con la disciplina delle nostre fantasie e dei nostri sentimenti e con dilatato amore verso tutta l'umanità, anche verso la natura. Quanto è bello e stupendo lo spettacolo che si gode di lassù, sotto c'è tutta la piana friulana, più in là ci spingiamo sino al mare, richiamo dell'Eterno, richiamo delle cose belle che Dio ha creato per la nostra elevazione, per la nostra santificazione. Molti sono i pellegrini che salgono ad onorare la Madonna del Falcetto.
Oltre all'arcivescovo di Gorizia e Monsignor Loris Capovilla, tra gli illustri prelati ricordiamo Monsignor Abramo Freschi, allora vescovo di Pordenone, che visitò il sacro luogo il 17 ottobre 1995. Sua Eminenza il Cardinale Edward Gagnon, canadese, presente il 17 ottobre 1095, e Monsignor Guglielmo Garlatti, vescovo di La Plata, che venne qui nel 1996. La casa di accoglienza esistente garantisce l'accoglienza ai pellegrini tramite alcune suore della Provvidenza, che oltre all'ospitalità coordinano la recita del Santo Rosario ed altre attività spirituali. La prima domenica di settembre di ogni anno c'è sempre grande festa sul luogo per la Santa Messa e la processione solenne. Ultimamente era presente anche l'arcivescovo di Trieste, Monsignor Ravignani. Sì, io dovrei che induce a pensare che tutto ciò sia vero, anzitutto il fatto che la Chiesa, attraverso l'arcivescovo di Udine, ha già dato un suo segno di riconoscimento. Ed è in questa linea che io mi pongo in comunione piena con l'arcivescovo. Poi, se devo dirlo personalmente, mi persuade il fatto che sia un luogo nascosto, che sia una piccola, quella a cui la Madonna appare, e che il messaggio sia strettamente evangelico. Credo che siano motivi per cui ogni apparizione potrebbe essere riconosciuta come tale. I motivi dell'umiltà, perché la Madonna non appare se non ai piccoli. Il motivo del nascondimento, perché Maria di Nazareth è stata sempre nascosta. E il motivo di una consonanza piena con il Vangelo, perché la Madre di Cristo, parola vivente, non ha altra parola da dire. Tu sei Dio Padre. Amen. Fra Stefano, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.